Cos'è che fa il tocco di un chitarrista? Una cosa soprattutto è come toccano le corde, nel senso che il ritmo che danno alle corde. Si può chiamare timing, si può chiamare groove, si può chiamare mille altre situazioni diverse, però la cosa principale è come toccano le corde, o meglio, come suonano le note. Vi faccio capire. Se un chitarrista fa il tempo, facciamo. Una cosa è fare questo, un'altra è fare, che ne so, penso abbiate capito di chi stiamo parlando ora, di Pino Daniele. Quindi una cosa è fare, una cosa è arrivarci tramite uno slide tipo, no? Una cosa è arrivarci tramite un'appoggiatura, proprio come fa Pino Daniele. Vedete, io sono sempre là, però la prima volta ho suonato là secco, la seconda ci sono arrivata là con uno slide, la terza ci sono arrivato con un'appoggiatura o un'acciaccatura, insomma, come volete. Quindi le note sono sempre quelle, la, sol, re, la, sol, mi, do, re. Però una cosa è fare le dritte, ti, tu. Non parlo di tempo, ma di come si arriva a quella nota. Quindi, vedete, e voi riconoscete da quel tocco, da quel timing, che è Pino Daniele, perché lui suona sempre in questo modo. La sua firma è questa, capito? Poi mette sempre un po' di acciaccatura, un po' di abbellimento. Oltre ovviamente a alcune sonorità che sono tipiche di molti chitarristi. Ad esempio, facciamo un altro esempio. Se noi dobbiamo suonare Starway to Heaven, questa è dritta. Ok, quindi basso e la parte melodica le suono insieme. Vedete? La e la. Ti, sol diesis e si insieme. Insieme. Sol e do insieme. Quindi basso, avete capito? Quindi basso è la parte più alta, le suono insieme. Un altro chitarrista potrebbe un attimino ritardarle, quindi invece di fare insieme fa così. Tutti, vedete, guardate, sentite l'effetto. Si percepisce poco, però è così. Io sono prima il basso e poi la parte melodica. Ok? Oppure si può fare abbellito, ad esempio. Vedete? Questa acciaccatura velocissima, ci arrivo là così. Vedete? Arrivo a tutte le note con delle acciaccature. Quindi è questo quello che fa il chitarrista, sono queste note di abbellimento che le fanno la mano sinistra, ok? Poi il tocco della mano destra è un'altra caratteristica, ad esempio, se uno suona col plettro, e allora senti così. Io ho lunghe, vabbè, anche se ho lunghe, però facilmente sia un plettro. Col pollice. O col pollice indice. Mark Knopfler, quando fa pollice indice, viene proprio questo effetto, perché prende un po' di polpastrello e un po' di unghia. Se io facessi tutto col plettro sarebbe un altro suono, invece di quel tocco un po' di unghia, un po' di polpastrello fa Mark Knopfler, quindi. Oppure quando fa le sue, insomma, tutta questa roba, no? Oppure Jimi Hendrix, ve ne accorgete subito quando è un pezzo alla Hendrix, quando fa delle acciaccature con dei legati.
Vedete, queste cose, queste piccole, questo dovrebbe suonare Mi, però come ci arriva a questo Mi? Legandolo, ok? E legando poi discendente la parte. Vedete? Anche facendo il walking bass oppure il jazz, ci sono tante tecniche di... Ok? Vedete? C'è chi la fa dritta, ok? C'è chi invece... Quindi quello che fa il tocco di un chitarrista è esattamente questo, è sicuramente la mano sinistra che abbellisce, ma anche la destra che dà un peso, quale corde suonare, come suonarle, insomma sono tutte e due le mani che danno il tocco di un chitarrista. Per esempio Mark Knopfler, Sting ad esempio nel brano se voi sentite bene Sting quando la fa, non la fa esattamente in sincrono basso e le due note, non fa, cioè non parte insieme, ma fa prima basso e poi la melodia. Bravo. Ne so, tipo, ad esempio, vedete qua è pieno di abbellimenti. Non è suonata esattamente dritta a tempo. 1, 2, 3, 1, 2, c'è un po' di respiro, perché proprio a causa di questi abbellimenti che ritardano un po', poi ci sono degli accelerando e diminuendo, che fanno la musica, perché la musica è proprio questa, la musica è l'arte dell'interpretazione, ecco, questo qui è interpretare bene, ecco perché ci sono dei brani interpretati da diverse voci e ognuno ha la sua bellezza, perché ognuno ci mette quel tocco. Nel cantato, Gino Paoli, quando canta quando sono con me, questa stanza non ha più pareti, non la canta mai a metronomo, quando dice quando sei qui con me, questa stanza non ha più, non cade mai, ma la canta parlata, tipo quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, sembra che parli quando canta. E lì, anche lì, insomma, fa la differenza dei cantanti. E niente, piccolo video per dirvi queste due cose, mi era venuto in mente questa cosa.